Sono le 3 del pomeriggio quando la macchina del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 riparte da questa azienda alimentare della sinistra Piave. È qui il nuovo focolaio della Marca che riguarda al momento circa una ventina di soggetti positivi su 37 monitorati, molti di loro lavoratori stranieri, come confermato anche dal direttore Francesco Benazzi. Test che sono proseguiti in fabbrica anche nelle ultime ore, come dimostrano le immagini di questo operatore bardato che entra in azienda. Dall'ULSS 2 fanno sapere che il cluster è stato circoscritto e che lo screening nelle prossime ore riguarderà anche familiari, conviventi e contatti diretti, più o meno lo stesso copione che la scorsa settimana si è visto alla Bartolini di Casale sul Sile, dove i positivi sono nel frattempo saliti a 32 e questo su 116 soggetti controllati tra dipendenti e collaboratori provenienti anche dalle cooperative esterne. Mentre i 32 continuano la quarantena, i soggetti negativi saranno ritestati la prossima settimana quando saranno sottoposti a tampone per la prima volta anche 50 persone che nel frattempo saranno rientrate dalle ferie. Nel caso di loro positività si aprirà un altro capitolo, ovvero intercettare eventuali contatti avuti nel periodo di vacanza.